Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Riapre l'aeroporto di Catania, dalle 18 via alle partenze, dalle 20 gli arrivi e dalle 22 piena attività. Lo scalo Etneo è rimasto chiuso per quasi 10 ore. Etna ha concluso lo show Resta la cenere. È stata la quarta eruzione dall'inizio di luglio, con fontane di lava alte anche 8 km. A Catania il sindaco trentino vieta per 48 ore la circolazione dei mezzi a due ruote e limita a 30 km/h la velocità delle auto. Un settantenne muore annegato nel tentativo di salvare 3 giovani ragazze in difficoltà. Il racconto di 2 testimoni del dramma sulla spiaggia di Marina di Priolo, nel Siracusano. 15 milioni di euro per gli agricoltori. Il ministro Lollobrigida oggi a Siracusa incontra i vertici del settore e assicura misure per alleviare la crisi. La Sicilia è a secco, ma ad Agrigento l'acqua si disperde dalle condutture rotte e fatiscenti. Lettera aperta dei cittadini a Mattarella per una migliore gestione delle risorse idriche. Sit-in di protesta anche a Caltanissetta. Palermo e l'eterna emergenza rifiuti è tra le città con la peggiore percentuale di raccolta differenziata, solo il 15%, è quanto emerge dall'inchiesta della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Riecco il Covid d'estate, ma il virus non fa più paura. In presenza di tosse e febbre è opportuno fare un tampone e seguire le indicazioni del medico. Calciomercato, Blin e Pierozzi, altri 2 rinforzi per il Palermo. Resta incerto il futuro di Brunori Rosanero. Sensazioni positive in casa Catania, che continua a lavorare ad Assisi. Dunque ha riaperto, seppur in modo graduale, l'aeroporto di Fontanarossa a Catania dopo la nuova emergenza cenere dall'Etna che aveva costretto la società di gestione dello scalo a sospendere tutte le attività in partenza e in arrivo sin dalla mattina. Orazio Longo. Fontanarossa riapre dopo le operazioni di bonifica delle infrastrutture e degli aerei contaminati dalla caduta della cenere lavica. Sospiro di sollievo, sebbene si tratti di una riapertura graduale a fasi per molti viaggiatori. Alle 18 l'annuncio della SAC che dice che sono state ripristinate le partenze. Dalle 20 anche gli arrivi, ma con una restrizione pari a 4 movimenti ogni ora, dalle 22 il ritorno alla normalità. Ma quanti disagi per chi ha vissuto l'ennesima giornata di passione. Per chi avrebbe dovuto imbarcarsi per Roma, Milano, Amsterdam, Istanbul e chissà per dove ancora, invece è rimasto a terra. Per chi avrebbe dovuto raggiungere Catania da città lontane, invece non è potuto partire. Qualche volo è stato dirottato a Palermo, a Comiso e a Trapani, raggiungendo lo scalo in qualche caso a spese proprie, mentre il Vincenzo Bellini, chiuso dalla mattina fino al tardo pomeriggio, è rimasto ostaggio di nuovo della nube vulcanica che ha costretto la società di gestione a fermare le attività sia in uscita che in entrata. Imbufaliti molti viaggiatori, rassegnati altri. È che l'aeroporto è chiuso e non ce ne sono notizie. Eravamo già saliti sull'aeromobile, ma ci hanno comunicato che c'era questo problema con la cenere dell'Etna, per cui siamo scesi. Io ero diretto a Milano al concerto di Travis Scott all'ippodromo di San Siro e purtroppo ci hanno fatto scendere dall'aereo. Un giorno in più in Sicilia, no? Ci ha fatto questo scherzo regalo. E dunque si è conclusa l'ennesima eruzione dell'Etna, la quarta dall'inizio di luglio, delle fontane di lava e della colonna di cenere alta 8 km. Resta il manto nero sulle città. Il sindaco trentino vara una nuova ordinanza di cui ci parla Roberta Lunghi. Fontane di lava esaurite, tremore vulcanico in progressivo decremento, boati assenti. Lo spettacolo del quarto episodio parossistico dal 4 luglio sull'Etna è finito, come si legge in una nota dell'INGV di Catania. Un'attività che è passata da un picco di fenomeni tra spettacolari e preoccupanti alla stasi, un modo che è divenuta consuetudine. Ormai dal 2011 sta mostrando queste fasi, è diventato prettamente più esplosivo, manifesta questa attività parossistica a fasi magari di quiescenza, di inattività, per poi risvegliarsi e determinare l'accadimento di queste grosse attività.
Dello show dal cratere Voragine, del ritorno all'attività del cratere di nord-est, delle fontane incandescenti, affascinanti lingue di fuoco nel cuore della notte di varie centinaia di metri, della colonna eruttiva che ha raggiunto un'altezza di circa 8 chilometri con ricaduta di cenere su Catania, Nicolosi, Tremestieri Etneo, dei boati udibili fino al mare e delle teste in su di cittadini e turisti, tutti coinvolti in una gara allo scatto più bello da postare sui social, resta solo il desolante manto nero che ricopre a tappeto strade, terrazze e auto. A Catania il sindaco trentino, che ieri, megafono alla mano, aveva chiesto la collaborazione dei cittadini per agevolare la pulizia delle strade, spostando le auto in sosta, ha varato una nuova ordinanza che impone per 48 ore il divieto di circolazione di tutti i mezzi a due ruote e limita la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. Il Codacons intanto si appella al ministro Nello Musumeci perché avanzi l'istanza in Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di calamità per l'ennesima emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto a Stromboli l'allerta passa da rossa ad arancione. Lo ha disposto il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in seguito a quanto emerso oggi dalla riunione a Roma della Commissione Grandi Rischi. Ciò in considerazione di quanto esposto dai vari centri di competenza sull'attività vulcanica, decisamente più lieve rispetto al periodo tra fine giugno e inizio luglio. Il passaggio all'allerta rossa era avvenuto lo scorso 4 luglio. Si getta in mare per salvare 3 ragazze in difficoltà. Morto un eroico settantenne a Marina di Priolo, nel Siracusano. Il racconto di 2 testimoni. Francesco Loi. 3 ragazze che chiedevano aiuto. Ho sentito delle grida dal camper e sono andato lì a cercare di dare aiuto. C'erano altre persone che davano aiuto. Lui era qui a Marina di Priolo e dal suo camper ha visto tutto. Era mezzogiorno quando un settantenne siracusano si è tuffato per salvare 3 ragazze in difficoltà e ha negato. L'uomo si è tuffato da qui alle nostre spalle per dare aiuto alle ragazze e la corrente lo ha portato fin laggiù. Sono rientrati tutti quanti con le ragazze, tranne un signore che mancava, che abbiamo cercato e che dopo un quarto d'ora invece abbiamo ritrovato lì sugli scogli perché c'era troppa corrente. Il mare era mosso, ancora di più rispetto ad ora. Ce lo conferma chi al mattino era già in spiaggia. Una giornata tragica per l'uomo e per la sua famiglia. La moglie distrutta. Proprio sotto shock. Tant'è vero che l'hanno tirato fuori e gli chiedeva ancora di svegliarsi, poverino. Una scena tremenda. Le 3 ragazze salvate pare fossero della zona e minorenni. Uscite dall'acqua sarebbero andate via subito. Le ragazze sono state salvate e se ne sono andate. Non hanno parlato con i familiari dell'uomo? Assolutamente no. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, ma per l'uomo nulla da fare, è morto da eroe. Nel covo di Mazzara del Vallo, che sarebbe stato utilizzato da Matteo Messina Denaro, è stata trovata una pistola che ha la stessa matricola di quella detenuta da un carabiniere in servizio alla DIA di Trapani e che ha dato la caccia al latitante. È un particolare che emerge dalle indagini che si sono svolte nel box di via Castelvetrano, riconducibile a Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, arrestato. Lì sono stati ritrovati documenti, impronte, ma anche soldi. La pistola con 50 munizioni era nascosta in un armadio. 15 milioni di euro in arrivo per gli agricoltori e allevatori siciliani. Il ministro Lollobrigida a Siracusa, in visita del G7, ha incontrato il comparto rassicurando tutti. Sentiamo. Sono tutti attorno al tavolo. In vista del G7 Agricoltura che si terrà a Siracusa a fine settembre, il ministro Lollobrigida ha incontrato le associazioni di categoria. Hanno ribadito i problemi del comparto, ma soprattutto la necessità di aiuti concreti. Cosa si farà? Abbiamo già previsto 15 milioni dedicati ad alleviare le sofferenze del settore agricolo siciliano. Abbiamo oggi avuto l'occasione di ascoltare da rappresentanze della regione siciliana come parallelamente ci siano ulteriori stanziamenti di risorse in favore del mondo agricolo, una serie di interventi che mettono in condizione gli agricoltori di non perdere i fondi legati alla PAC. Risorse economiche che agricoltori e allevatori chiedono come il pane, o meglio l'acqua. Semplificazioni normative per il comparto, ma dice il ministro anche interventi di carattere strutturale, come prelevare dai pozzi ancora inutilizzati e attivare al più presto i dissalatori. Attivare quelle
quelli che già ci sono e anche risolvere alcune di questioni che a volte, da come vengono descritte, sembrano paradossali, come l'accantonamento di acque per uso industriale di industrie chiuse, come bacini di approvvigionamento ricchi di acqua che non vengono messi in condizione di utilizzarla. Un incontro durato quasi un'ora che ha convinto tutti. Abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministro che dopo il decreto di emergenza fatto e dopo la delimitazione che ci sarà fatta da parte del governo regionale, presto arriveranno seri provvedimenti concreti. Ci occupiamo quindi della siccità che sta stremando la Sicilia. Esplode la rabbia degli abitanti dell'area centrale dell'isola, senza acqua anche da diversi giorni. Situazioni insostenibili a Caltanissetta. Ad Agrigento i cittadini scrivono una lettera aperta al Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Maglio Viola. Da crisi idrica per siccità severa a rischio vero e proprio di desertificazione, e non soltanto per questioni atmosferiche ma per incuria e malgoverno. Scatta la protesta nella Sicilia centrale, colpita più di ogni altra zona da una crisi idrica che non ha precedenti neanche negli anni della grande sete in quel territorio. Acqua che si perde a fiotti senza che nessuno intervenga alla Rupe Atenea di Agrigento, perdite dalle condotte in tutta la provincia e il prezioso liquido che scorre lungo le strade invece di arrivare nelle case. Una situazione devastante, quelle che si vive in Sicilia. Da Agrigento, dove l'acqua si butta in strada, parte una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Signor Presidente, ad Agrigento l'acqua viene ormai distribuita con turni di 23, 24, 25 giorni, con erogazioni di 1 o 2 ore, assolutamente insufficienti per i nostri fabbisogni. Non possiamo più accettare una situazione del genere. Ma non si può parlare, secondo i cittadini, di emergenza, piuttosto di malgoverno del territorio e di mercificazione ingiusta. Siamo convinti che il vero problema si annida nella gestione delle risorse. Acquedotti, serbatoi, tubazioni, divenute da tempo oggetto di mercificazione e strumentalizzazione politica. Non va meglio a Caltanissetta, dove è partita dai social la protesta spontanea. Tutto inizia sulla pagina Facebook Caltanissetta 4.01, dove i cittadini hanno postato a raffica le loro proteste, fino a che il giornalista Sergio Cirlinci, che gestisce la pagina, non li ha raccolti organizzando un sit-in al quale si sono presentati in centinaia all'urlo "vogliamo l'acqua". E siamo soltanto a luglio, sottolinea qualcuno. Da una emergenza all'altra, a Palermo continua quella legata ai rifiuti. Dopo il guasto a causa di una manomissione della discarica di Bellolampo, in città tornano i roghi e i quartieri invasi dall'immondizia. Marco Gullà. Una città come Palermo non merita questo tipo di gestione dei rifiuti. È una delle grandi città con la peggiore percentuale di raccolta differenziata. Si parla del 15%, quindi bisognerà migliorare. Questa dichiarazione del presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti illeciti non fa che evidenziare ulteriormente l'emergenza ormai atavica del capoluogo siciliano. Tra i guasti e le manomissioni della discarica di Bellolampo e i consueti problemi della RAP, la città si ritrova nuovamente affogata dai rifiuti. L'impianto di Bellolampo funziona a singhiozzo con i tritovagliatori sabotati. Questa è la periferia sud di Palermo. Una distesa di rifiuti invade strade e marciapiedi. L'immondizia che diventa parte strutturale della zona. La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere roghi in alcune zone della periferia. Gli incendi al villaggio Santa Rosalia, in via Crisafulli, al CEP, in via Barisano da Trani, in viale Michelangelo, in viale Decollati nella zona di Vioreto. L'assessore all'ambiente Pietro Alongi ha detto che l'impianto di Bellolampo tornerà a regime giovedì prossimo. E con la visita questa mattina alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese si è conclusa la missione in Sicilia della Commissione Ecomafie. Sono rimasto impressionato dalla situazione osservata nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, ha commentato il presidente Morrone, che appare come una vera e propria emergenza che si trascina da troppo tempo, su cui accendere i riflettori. Ci attiveremo al più presto per capire l'eventuale pericolosità per la salute dei residenti. E si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Comunale di Ribera ad Agrigento Vincenzo Costa, medico veterinario dell'ASP di Agrigento, il cui nome è finito nell'indagine della DDA di Palermo su mafia e infiltrazioni negli appalti pubblici nel territorio di Sciacca. Dopo il sindaco Ruvolo, ieri anche 12 suoi colleghi consiglieri comunali avevano invitato Costa a lasciare la carica.
Andiamo alla politica regionale, passaggio di consegna alla Regione. Dagnino è il nuovo assessore regionale all'economia in sostituzione di Marco Falcone, eletto a Bruxelles. Il punto da Maglio Viola. Marco Falcone saluta, arriva Alessandro Dagnino. Passaggio di consegna alla Regione per quanto riguarda l'assessorato regionale all'economia. A dare il via al turnover sono state le dimissioni formalizzate ieri dall'assessore forzista Falcone, depositate dopo aver consegnato la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Falcone si è già insediato a Bruxelles e il termine per optare fra gli incarichi era in scadenza. Le dimissioni hanno dato dunque il via alla procedura di nomina e il Presidente della Regione ha firmato in serata e formalizzato questa mattina la nomina di Alessandro Dagnino, un esterno avvocato amministrativista di grido che per ricoprire il nuovo incarico ha presentato a sua volta le dimissioni da componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e da vicepresidente di Confcommercio Palermo. Dagnino si era già presentato in Commissione Bilancio ieri per prendere contatto, anche se formalmente a rappresentare la Giunta non poteva essere lui, infatti c'era l'assessore Di Mauro. Sui social le prime parole da neo assessore dell'avvocato: sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal Presidente della Regione e consapevole degli oneri di un incarico così delicato che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano. Restano in piedi gli altri nodi della Giunta. Si va dalla scelta dell'assessore all'agricoltura, settore scoperto da aprile, ovvero dalla sospensione dall'incarico dell'assessore Luca San Martino. In bilico anche la vicenda del territorio con il turnover di cui si parla da tempo dentro Fratelli d'Italia, fra l'uscente Elena Pagani e la subentrante che potrebbe essere Giussi Savarino. E l'estate porta con sé una recrudescenza dei casi Covid, ma con il virus che nella sua ultima variante non desta molte preoccupazioni. Importante prestare attenzione ai soggetti fragili. Con tosse, raffreddore e febbre è opportuno fare un tampone e seguire le indicazioni del medico, come ci spiega Roberta Lunghi. L'ultima variante è KP3, che sembra Omicron, ed è una variante che in qualche modo ha dimostrato di avere una capacità di sfuggire al sistema immunitario, ancora una volta, e anche alle vaccinazioni. Si trasforma, non fa più paura, crea solo pochi casi da ospedalizzare per le cure, ma il Covid è sempre tra noi. Stiamo registrando un incremento importante di casi, tra l'altro su una popolazione, come dire, trasversale, quindi non soltanto i fragili ma anche i giovani. L'abitudine al tampone è scemata, ma quando è il caso di effettuare un test alla presenza di sintomi? Quando c'è una sintomatologia delle prime vie aeree, cioè raffreddore, mal di gola, rinorrea e una lieve febbre febbricola con qualche colpo di tosse, in questi casi fare il tampone è cosa giusta, corretta, e naturalmente a quel punto bisogna poi valutare le caratteristiche del paziente e le sue comorbidità per iniziare eventualmente una terapia precoce. Non ci sono più restrizioni ufficiali, ma le regole di opportunità per comportamento e terapia restano. Il paziente positivo che ha le comorbidità o è un grande anziano è opportuno che faccia la terapia precoce con l'ultimo dei farmaci oggi disponibili, che è il Paxlovid. In questo modo si riesce entro i 5 giorni ad avere un risultato straordinario. Per i giovani invece semplicemente indossare la mascherina, stare a casa e evitare il contatto con i nonni, che sono quelli che maggiormente possono avere degli effetti negativi del virus. Andiamo a Messina, in prospettiva della riapertura del viadotto Ritiro. Dopo 7 anni di lavori, da oggi è stato chiuso lo svincolo di Boccetta. Tutto il traffico direttato su Messina Centro. I disagi saranno tanti perché le auto e i pullman dovranno attraversare il centro città. Francesco Triolo. A Messina è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del viadotto Ritiro, previsto per la prossima settimana, ma da questa mattina, proprio in vista di quell'appuntamento, è stato chiuso al traffico in uscita allo svincolo di Messina Boccetta, un'ordinanza, quella firmata dal Consorzio Autostrade, che prevede la chiusura dello svincolo di Giostra e di quello di Boccetta dalle 7 per tutte le auto provenienti da Palermo sino alle cessate esigenze, ovvero fino a quando non si concluderanno i lavori per eliminare la bretella provvisoria che consentiva ai veicoli provenienti da Palermo di poter uscire allo svincolo di Boccetta. Il tempo stimato è di 4 o 5 giorni. Nel frattempo tutto il traffico è stato dirottato sullo svincolo di Messina Centro, che dovrà assorbire il flusso viario che prima veniva diviso con altri 2 svincoli. Questa mattina la chiusura alle 10 dello svincolo ha consentito di attenuare gli effetti sul centro città, perché il grosso dei pendolari che fanno la spola con la zona tirrenica e le località balneari era già arrivato in città, tanto che il grosso è atteso per domani e giovedì.
Oggi il problema è stato rappresentato dalla gestione dell'arrivo dei pullman di linea che hanno dovuto compiere un giro particolare per arrivare alla stazione e questo punto, quello del Viale Europa all'altezza dell'ospedale Piemonte, del restringimento dovuto al cantiere per la realizzazione del parcheggio di interscambio, è diventato quello più delicato da gestire. 4 le pattuglie della Polizia Municipale impegnate su quel tratto per gestire il flusso viario e soprattutto i mezzi diretti al porto. L'itinerario suggerito è quello che da Messina Centro arriva alla via La Farina e quindi verso gli imbarchi, un carico di traffico imponente che attraverserà la città. Cambiamo pagina, spettacolo e impegno sociale a Vulcano per la 13ª edizione del Premio Solidarietà organizzato dall'associazione IERA. Madrina dell'evento Maria Grazia Cucinotta. Giusira Zara. Quando lo spettacolo sposa l'impegno sociale, così la 13ª edizione del Premio Solidarietà a Vulcano, organizzato dall'associazione IERA, che vuole lanciare un messaggio di speranza e di aiuto reciproco in un contesto di divertimento, spensieratezza e spettacolo. Madrina dell'evento l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. È un momento dove c'è bisogno di portare sorrisi e allo stesso tempo di essere generosi. Quindi noi regaliamo spettacolo e loro regalano una piccola offerta per aiutare le famiglie che durante il Covid hanno perso tutto. Donare e offrire un sostegno concreto alle persone in difficoltà. Questa la mission dell'associazione IERA. Continuare il sostegno alimentare alle famiglie delle Isole Eolie e poi istituiremo 2 borse di studio per aiutare i giovani eoliani a poter proseguire gli studi universitari grazie alle università telematiche. Sul palco anche Enzo De Caro, Antonello Costa, Cristian Medda, Aldo Dominici e Morena Monaco. Ci fermiamo per una pausa adesso, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con il calcio, sembra una fase di stand-by per il mercato di Catania, Palermo e Trapani. A Messina invece oggi dovrebbe iniziare il ritiro a Zafferana. Vediamo. Dopo gli arrivi di Blin e Pierozzi, per il Palermo è il tempo delle uscite. Samuele Damiani dovrebbe raggiungere Silvio Baldini a Pescara, mentre Giuseppe Felle è a un passo dal trasferimento alla Cavese. Resta incerto il futuro invece di Brunori. Sul fronte squadra, conclusa la prima fase del ritiro a Livigno, i rosanera sono pronti ad affrontare la seconda parte a Manchester, dove sono previste amichevoli contro il Leicester e l'Oxford. Lavora ad Assisi invece il Catania, che dopo il giorno di riposo seguito alla prima amichevole è tornata sul campo. Domenico Toscano lavora sul 3-4-1-2 sulla costruzione dal basso e le prime sensazioni anche dei nuovi sono per adesso positive. In questi giorni stiamo lavorando molto bene, diciamo stiamo seguendo quello che ci dice il mister, c'è da lavorare tanto, ma vedo che comunque la squadra è predisposta al lavoro e questa è una cosa molto importante. Per il resto io Catania diciamo è una piazza che si racconta da sola, quindi la scelta è stata molto facile. So che ci sono tante responsabilità, ma fa parte del gioco e quello è il bello del calcio e darò il massimo per questa maglia. A Messina il giorno dell'inizio del ritiro con diversi giovani e qualche over, tra i quali 2 sotto contratto, Franco e Manetta. Confermato Ortisi, pronta all'ufficializzazione di Pedicillo, ma è anche il giorno della contestazione dei tifosi che chiedono alla proprietà di passare la mano. A Trapani invece, dopo le ufficialità di Bifulco e Marino, oggi sembra una giornata apparentemente di tranquillità. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata da parte mia e dei tecnici della regia. Arrivederci.